In questa ennesima giornata di guerra la TV russa ha mostrato il video appello di 2 soldati britannici catturati a Mariupol, dove combattevano con gli ucraini. I 2 militari chiedono di essere scambiati con un politico filo Putin arrestato a Kiev. In diretta c'è il corrispondente Marco Varvello. Marco. La reazione del governo britannico è affidata ad una nota del Foreign Office, cioè il Ministero degli Esteri, che condanna quello che viene definito l'uso politico dei prigionieri. Ma certo c'è preoccupazione qui a Downing Street. Tra l'altro vedete anche in corso una manifestazione proprio contro il Premier. Dicevo, preoccupazione per questo nuovo coinvolgimento. I 2 erano a fianco degli ucraini alla difesa di Mariupol come volontari e quindi certo per una scelta personale, per una iniziativa individuale, ma sono comunque cittadini britannici e non a caso hanno chiesto subito l'intervento, comunque la mediazione di Boris Johnson, delle autorità britanniche, come sentiamo in questo servizio. Ha fatto appello direttamente al Premier Johnson e al deputato della sua circoscrizione nella contea di Bedford, Sean Pinner, 48 anni, ex militare britannico. Come lui anche l'altro combattente inglese catturato dai russi, Aidan Aisley, 28 anni. In 2 video separati chiedono di essere liberati in uno scambio con Viktor Medvedchuk, il deputato filorusso, amico di Putin, riarrestato a Kiev una settimana fa. Lo stesso uomo politico ucraino in contemporanea ha diffuso un suo videomessaggio in cui chiede la liberazione in cambio di corridoi umanitari per civili intrappolati a Mariupol. Preoccupazione in Inghilterra. I familiari sperano in un intervento diplomatico. Pinner, in un altro video mostrato dal primo canale TV russo, aveva raccontato di essersi arruolato perché da anni vive in Ucraina. Aisley invece è un volontario veterano dal 2018 con l'esercito di Kiev dopo aver combattuto in Siria con i curdi contro l'ISIS. Appare in TV con evidenti segni di percosse, critica gli ucraini, dice che hanno rifiutato negoziati che avrebbero evitato la guerra, dichiarazioni di un prigioniero sottoposto a violenze fisiche e psicologiche. Ed è sempre più critica la situazione a Mariupol. Le autorità